Bentrovati a tutti e bentornati a Storie, la trasmissione che ogni giorno si occupa di entrare un po' di più nella storia della cultura occidentale per conoscere di più quella che è la nostra storia, che è il nostro vissuto personale. Abbiamo visto come il mondo greco, la Grecia, abbia formato una civiltà immensa, una civiltà che attraverso il fenomeno della migrazione, la prima e la seconda colonizzazione, ha creato attorno a sé un mondo. Infatti la Grecia non è soltanto le città della Grecia, ma è anche le città che sono nate dalla Grecia, in particolare le città che conosciamo col nome della Ionia, l'attuale Asia Minore, l'attuale costa della Turchia, no? E dall'altra parte la Magna Grecia, la Grande Grecia, così chiamata nella seconda colonizzazione e facente parte dell'odierno Sud d'Italia, della Sardegna e della Sicilia. Ecco, in questo contesto la civiltà greca forma un complesso vastissimo e la domanda che ci si pone è come è stato possibile che una civiltà così frammentata, fondata sulle città-stato, quindi fondata su legami non forti, non politicamente forti come i grandi imperi del passato, come è possibile che questa civiltà abbia prodotto in definitiva una tale forza culturale da segnare per sempre la storia dell'Occidente? La domanda è molto importante ed è decisiva all'interno di questo percorso che stiamo facendo per comprendere di più la storia della civiltà occidentale. La risposta è altrettanto semplice, ma è altrettanto complessa. Semplice e complesso è qualcosa che accompagna tutto il mondo greco. Semplice perché è immediato quello che il mondo greco propone, complesso perché i significati che ci offre sono molto più profondi di quelli che noi pensiamo. E quindi la risposta a questa domanda, come i greci hanno potuto influenzare la storia dell'Occidente, è in una parola semplicissima: attraverso la loro religiosità. La religiosità dei greci è fondamentale, ma anche qui non dobbiamo dimenticarci che non si tratta di una religiosità semplice, di tipo narrativo, non stiamo di fronte a delle storielle che riguardano degli antichi dei, ma siamo di fronte a qualcosa di molto più complesso. Attraverso la religiosità i greci cercano di intraprendere una vera e propria riflessione sulla natura umana. Quindi la religione per i greci è il modo con cui riflettere sulla vita, riflettere sulla storia, riflettere sulla realtà, riflettere su quello che è l'uomo. Ecco, quello che caratterizza la religiosità dei greci è questa capacità di riflessione e di raccontare questa riflessione attraverso il mito. Il mito non è semplicemente un raccontino, il mito è il modo con cui i greci cercano di raccontare, di narrare, di indagare la natura umana. Ecco perché è fondamentale ed è importantissimo allora comprendere da quale punto inizia la religiosità greca. La religiosità greca inizia con l'uccisione da parte di Zeus e di suo padre Crono. Dopo una lunga guerra che vedremo quando parleremo meglio di Esiodo, dopo una lunga guerra la religiosità dei greci, il mondo greco è il mondo dei dei olimpici che risiedono sul monte Olimpo, un monte della Tessaglia dove per tradizione abitano gli dei. Ecco, la grande religiosità greca parte con l'uccisione del padre, la morte del padre, una tematica che ricorre. Chi ha seguito le puntate sull'Odissea sa come questa questione del padre fosse fondamentale. Chi ci ha seguito durante questa stagione sa quanto il tema del padre sia ricorrente. Il mondo greco, la religiosità dei greci parte proprio da questo, parte dall'uccisione del padre. Quando muore un padre, quando un padre viene ucciso, lì comincia qualcosa di stranamente nuovo e innovativo. Ed sarà interessante nelle prossime puntate capire in che cosa è nuovo, in che cosa è innovativa la religiosità dei greci. Ne parliamo a Storie, ne parliamo da domani, tutti i giorni.